Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per fermare il tempo. Citazione di Henry Ford. In questo modulo descriveremo il piano di marketing, ovvero tutti gli elementi che dobbiamo considerare per attivare una strategia di marketing coerente ed in linea agli obiettivi aziendali prefissati. Il piano di marketing prevede le seguenti fasi. Analisi della situazione di mercato. In questa sezione è necessario presentare i principali dati sul mercato di riferimento, crescita e dimensione del mercato, prezzi, margini e profitti passati. Si passa poi alla valutazione delle opportunità. Sulla base di un'analisi contestuale è opportuno descrivere le potenzialità di business e gli eventuali ostacoli che si potrebbero incontrare dal punto di vista della comunicazione e delle vendite. Seguono gli obiettivi. Una volta descritta la situazione generale, è necessario descrivere i diversi obiettivi commerciali, sia con indicatori qualitativi, sia con indici economico-finanziari. Esempio, indicatori di customer satisfaction, indicatori di brand awareness, obiettivi di fatturato per prodotto o area geografica e così via. Si passa poi a definire in che modo si raggiungeranno gli obiettivi prefissati, utilizzando lo strumento del marketing mix, le famose 4P. Quindi si descrive la fase della strategia di mercato. Successivamente a questo si stabilisce il programma d'azione. In questa sezione si definisce un timing cronologico delle diverse attività. Dopo tutte le valutazioni strategiche è opportuno soffermarsi sul bilancio prospettico. Passando alla redazione del budget si mettono in relazione i costi e i ricavi attesi dalle azioni sopra descritte nel marketing mix. Il budget è una visione prospettica e previsionale che serve per guidare e motivare l'azienda verso il perseguimento degli obiettivi. In ogni buon piano di marketing, però, è necessario anche prevedere la fase da svolgere a consuntivo, ovvero il monitoraggio, cioè la creazione di parametri e azioni di controllo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Questa fase è determinante per verificare quali azioni sono state efficaci e qual è stato il ritorno sull'investimento sulla base delle azioni di comunicazione e vendita che sono state intraprese. Un approfondimento in questo percorso è da riservare al marketing mix. Per marketing mix intendiamo la combinazione di variabili controllabili, le cosiddette leve decisionali di marketing, che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Le variabili che vengono considerate sono le 4P: Product, Place, quindi la distribuzione, Price, il prezzo di vendita, Promotion, la comunicazione. Chiaramente, le scelte che precedono le variabili considerate sono frutto delle analisi pregresse del marketing strategico e del marketing analitico. Lo scopo del marketing mix possiamo dire essere quello di verificare l'efficacia delle scelte sulla base delle relazioni e delle interdipendenze tra queste variabili. Per esempio, la scelta di un pricing molto elevato per un accessorio nell'ambito moda implica anche una scelta mirata nella comunicazione, atta a trasmettere status e eleganza, oltre magari a prevedere un packaging nella consegna al cliente che già da un primo sguardo contraddistingua il bene come un luxury god. Il marketing mix si presenta come una matrice. In ciascuna sezione andiamo a descrivere e a capire le domande che dobbiamo porci. Iniziamo dal product. In questa casella andiamo a descrivere la varietà di offerta di prodotto e di servizi associati, in caso di mix tra prodotti e servizi, la scelta del packaging e del design, eventuali garanzie a tutela del consumatore ed anche la scelta del naming per creare brand identity. Di fatto, in questa casella caratterizziamo il nostro prodotto e ne identifichiamo le caratteristiche premianti, ma soprattutto dobbiamo evidenziarne il valore aggiunto e l'innovatività. Passiamo ora a descrivere il place, ovvero la distribuzione. In questa sezione definiamo le nostre scelte tra canali di distribuzione fisici o e-commerce, se la distribuzione sarà diretta o se ci appoggeremo a diversi intermediari, come per esempio agenti o distributori. Sarà opportuno evidenziare la copertura della nostra rete vendita
e la gestione del magazzino, per esempio con la rotazione delle scorte e l'approvvigionamento o la logistica. E nel place ci poniamo anche la domanda: attraverso quali canali venderò il mio prodotto? Quanto voglio essere capillare nel territorio? In che tempi? Descriviamo ora il price. In questa sezione riportiamo le diverse fasce di prezzi sulla base della varietà di offerta. Definiamo i criteri di determinazione del nostro posizionamento e sulla base della strategia di distribuzione riportiamo le dilazioni di pagamento e gli sconti. Nel price ci poniamo la domanda: qual è il nostro posizionamento di prezzo? Come viene percepito il prezzo scelto dal nostro cliente? Con questo prezzo raggiungeremo gli obiettivi di vendita e di fatturato previsti? Per ultimo, adesso definiamo la promotion. Per promozione intendiamo la descrizione della strategia di comunicazione e delle strategie di vendita, riferendoci all'attività di social media marketing già previste o a campagne di guerriglia marketing, o ancora alla scelta di determinate partnership che agevolino e supportino la visibilità del nostro prodotto. Nella promotion l'azienda fa leva sulle analisi dei bisogni del cliente. Ed infatti la domanda a cui dobbiamo rispondere è: quali bisogni consapevoli o latenti andiamo a stimolare con questa comunicazione? La promozione scelta è coerente con il prodotto che stiamo vendendo? Questa comunicazione ci permetterà di raggiungere gli obiettivi di vendita sulla base dei potenziali clienti che vogliamo acquisire? Alla luce di quanto descritto, portiamo ad esempio la matrice del marketing mix di Starbucks, la nota catena di caffetterie con più di 19.000 punti vendita in tutto il mondo. Starbucks nasce nel 1971, quando Schulz, in un viaggio a Milano, pensò che l'idea vincente sarebbe stata quella di portare nel mondo la cultura del caffè italiano. Gli italiani ancora oggi non si riconoscono nel caffè di Starbucks, ma ne sono senza dubbio clienti nei loro viaggi all'estero. Analizziamone il marketing mix. Iniziamo dal product. I prodotti che propone Starbucks sono molteplici. Il primo è sicuramente il caffè, caldo come l'espresso o freddo come il frappuccino, che lo ha reso famoso. Abbiamo poi bevande e dolci, i cookies, le fette di torta e così via. E per finire il merchandising, dalle tazze agli accessori. La tazza di Starbucks diventa un'icona di un viaggio e genera brand awareness, anche solo posizionandola sulla mensola di casa o in un'aula studio come portapenne. Per quanto il prodotto offerto abbia una grande standardizzazione, tutti i clienti possono scegliere la quantità di schiuma, di panna o di latte da mettere nel loro frappuccino, i vari gusti di caffè e intrattenersi negli store facendo acquisti, dal caffè alle tazzine, alle caramelle, alle torte, ai gelati. Questo rende un prodotto standard quasi personalizzato. L'azienda ottimizza i costi ma coinvolge il cliente nella scelta del prodotto. Passiamo al price. Il prezzo di vendita dei prodotti Starbucks si posiziona in una fascia superiore alla media di mercato per gli stessi prodotti. Questo anche se messi a confronto con altri locali affini. Con Starbucks si paga l'esperienza di potersi fermare. Il locale può diventare il nostro studio, un posto ricreativo, il nostro ufficio e si trascorre del tempo degustando bevande e dolciumi. Loro offrono uno spazio accogliente, tanto che oltre ai caffè improbabili sono stati i primi ad introdurre la connessione Wi-Fi gratuita per il cliente. Per questo il caffè da Starbucks non sarà mai un espresso al volo. Passiamo al place. Gli store Starbucks sono funzionali a creare brand identity e continuità in tutto il mondo. La scelta della location, in luoghi di alta visibilità e grande passaggio, è funzionale a ricordare al turista di prendersi una pausa e ai clienti abituali di trovare con comodità uno spazio confortevole dove trascorrere del tempo con serenità, senza fretta di dover liberare il tavolo. La collocazione nelle principali città rende Starbucks un punto di riferimento. Concludiamo con la promotion. Starbucks destina all'advertising meno del 3% dei ricavi. La maggior parte della comunicazione avviene tramite passaparola. Tra le scelte di comunicazione annoveriamo il personal selling, ovvero la gentilezza degli addetti alle vendite, e il monitoraggio costante della customer satisfaction.
Ci sono inoltre le public relation, ovvero l'insieme delle iniziative sociali, di beneficenza e green promosse da Starbucks. Per comunicazione efficace possiamo anche considerare il blog chiamato Ideas in Action, dove i dipendenti della catena raccontano come mettono in pratica le idee proposte dai clienti, tenendo così sempre in primo piano i consumatori e generando un forte senso di appartenenza verso il brand. Starbucks ha inoltre una pagina ufficiale su Facebook e anche un canale attivo su YouTube, dove vengono caricati video inerenti al caffè. Il piano di marketing, quindi, deve essere coerente con i valori e la strategia dell'intera organizzazione, ma soprattutto deve essere considerato come il mezzo per raggiungere gli obiettivi di vendita e di fatturato che ciascuna azienda si prefigge.